Questa esperienza non si cambia, questa esperienza non si annulla. Cosa può essere fatto? Può essere rielaborata e può essere integrata all'interno, come dire, di un pensiero più globale che questa ragazzina nel corso del tempo potrà fare per integrare appunto tutte le parti positive e negative della sua storia di vita. E in particolare questa è una parte molto negativa, direi una parte traumatica, una parte tragica. Superare il trauma della violenza sessuale per una donna è già difficile, se poi la vittima è una bambina di 11 anni il percorso da fare sarà doppiamente complesso, per lei e per chi le è vicino. Ma la rete che si è creata intorno alla giovane vittima di Mestre si sta dimostrando forte, evidenzia l'esperta. Ha una rete familiare buona, una rete amicale, la rete scolastica, in modo tale che quando possibile, prima possibile, riprenda i suoi percorsi di crescita, di vita, di sviluppo, speriamo, come dire, in una maniera non troppo faticosa, perché riprendere le attitudini di vita, gli interessi, anche le proprie autonomie è importante, soprattutto in quella fascia d'età. Fortunatamente esistono i professionisti, esistono persone che sanno trattare da un punto di vista clinico questi traumi, queste violenze, che non vuol dire che appunto le cancelleranno, ma che vuol dire che aiuteranno questa bambina a integrarle laddove è possibile e a rielaborarle in un percorso di vita in cui c'è stato un evento veramente al limite, veramente tragico, e però che va in qualche modo messo in fila per cercare di trovare un percorso possibile. Nell'analizzare, oltre il caso di Mestre, anche quello di Padova, la dottoressa Simonelli, senza entrare in ambito giuridico, analizza anche la figura dello stupratore. Queste persone hanno bisogno di interventi mirati e specifici protratti a lungo nel tempo, cioè non bastano pochi mesi di intervento, non basta un monitoraggio lasso, c'è bisogno che ci siano dei servizi e ci siano dei professionisti attivati rispetto ad un intervento massiccio, protratto nel tempo e anche, come dire, un po' stringente. Dobbiamo lavorare su più livelli, c'è un livello più macro che è un livello culturale, sociale, allargato, c'è un livello comunitario e c'è anche un livello interpersonale dove la singola persona poi si fa carico delle proprie azioni. Simonelli mette infine in evidenza un aspetto fondamentale. Quello che secondo me però potrebbe fare la differenza, potrebbe essere importante, è che cosa accade durante lo sconto della pena, cioè in quegli anni di carcere o in quegli anni di libertà più o meno concessi, che cosa succede nella vita di queste persone e chi è competente, che cosa fa, che cosa mette in atto per da una parte, come dire, recuperare laddove è possibile e dall'altra parte monitorare.